Intervenire l'onorevole Cristian Solinas, prego. Grazie Presidente, colleghe e colleghi consiglieri. Ci troviamo ancora una volta a consumare il rito stanco e distratto della parola. In questo emiciclo non assiste più a un dibattito dal quale, posta l'analisi di un problema, si giunga a sintesi risolutive, ma mi pare di dover rilevare che in modo piuttosto rassegnato stiamo sprofondando nel teatro, dove ciascuno recita soggetto ed ognuno di noi interpreta un ruolo, fuori dal tempo e dalla storia, sempre uguale a se stesso, pur nel mutare degli attori. C'è chi deve difendere e chi deve attaccare, a prioristicamente e acriticamente. Anche su un tema come quello odierno, che investe un comparto produttivo fondamentale della nostra isola, quale è il mondo agropastorale. Un mondo indelebilmente, cromosomicamente iscritto nella nostra storia di popolo e verso il quale numerosissimi sono stati gli attentati proprio per la sua portata fortemente identitaria. Io credo, ma questa sede non ci consente un dibattito così specifico ed approfondito, che si deve partire da un recupero culturale e della dignità professionale di chi oggi è eroicamente rimasto a tenere in piedi quel che resta del comparto primario in Sardegna. Per anni siamo andati avanti con la chimera di emancipare dalla terra i nostri figli, quasi che fosse ipotizzabile una società di soli medici, avvocati, ingegneri. Lavorare la terra, allevare gli animali rappresentava un'onta sociale, una vergogna degna della peggior censura. E allora non si capì che l'istruzione poteva e doveva coniugarsi con l'agricoltura e la pastorizia in un connubio virtuoso per fare degli agricoltori e degli allevatori imprenditori di se stessi, capaci di leggere il mercato e valorizzare il proprio lavoro. Invece il delirio della chimica prima, del posto fisso salariato nell'industria, la neocultura della dipendenza e la massificazione delle università classiche hanno creato scadimento del settore da un lato, abbiamo disimparato a fare quello che sapevamo fare, perdendo l'opportunità di aggiornarlo alla modernità, e dall'altro lato la disoccupazione intellettuale di schiere di giovani e meno giovani che con la propria laurea in tasca hanno abbandonato la campagna per la città, ma affollano la periferia della città e della società, non potendo capitalizzare i propri studi. E la Regione cosa ha fatto? La politica non ha saputo governare questi processi, è mancata una vera programmazione e le campagne sono state ingannate dal fin troppo facile specchietto dei contributi indiscriminati e improduttivi degli anni 70 e 80. Il comparto è fittiziamente cresciuto nel tempo senza che vi fosse alle spalle un coerente sviluppo. Ora siamo dinanzi ad una congiuntura internazionale che in un'economia globalizzata finisce per stritolare i sistemi più deboli. Ed allora dobbiamo interrogarci sulle ragioni della debolezza di questo sistema. Prima di tutto mi sia consentito sulla veridicità ed affidabilità dei numeri. Io ricordo con precisione un convegno a Sassari sul finire dell'anno scorso dove tutte le parti concordavano su un dato. Negli ultimi 5 anni in Sardegna il patrimonio ovino ha perso 380.000 capi, al ritmo di quasi 80.000 capi all'anno. 40 milioni di litri di latte sono rimasti senza padrone. Ora qualcuno mi deve e ci deve spiegare con 380.000 capi in meno e 40 milioni di litri di latte che non sono stati trasformati, come sia possibile che la produzione del 2008-2009 sia stata di 266.000 quintali di formaggio e quella del 2009-2010 addirittura cresciuta a 274.000 quintali. Ovvero sia, meno latte, più formaggio. C'è un problema abbastanza evidente. O i numeri non sono veritieri, e sarebbe grave, o nel segmento della trasformazione sta entrando qualcos'altro. Mi auguro non come accertato dal NAS nel Lazio, quel latte in polvere estero che creerebbe grossissimi problemi al nostro sistema. Andando oltre, è il sistema che risulta perverso, perché se le cooperative stesse vendono agli industriali direttamente il formaggio sotto costo, drogano essi stessi il mercato, sprofondando questi e sgravandoli dal rischio imprenditoriale, trasformando gli imprenditori in semplici commercianti che non avranno più interesse a comprare la materia prima per trasformarla se non a prezzi irrisori. D'altro canto, l'industrializzazione progressiva e l'economia di processo fa sì che la produzione possa essere delocalizzata ovunque, proprio perché ha reso ripetibili e riproducibili i processi di lavorazione per l'ottenimento del prodotto.
Ora, se avere un caseificio qui o in qualsiasi parte del mondo non è più un fattore necessario, è chiaro che l'industria si sposterà nel mondo alla ricerca delle migliori condizioni per la produzione, sia in termini di costi, costo del lavoro in primo luogo, sia in termini di agevolazioni, siano esse sgravi fiscali, contributivi o sovvenzioni. Ed è questo il caso dei paesi di nuova adesione all'Unione Europea, Romania e Ungheria in primis o addirittura extracomunitari. Il tutto senza voler considerare che questo mercato si regge da decenni su una scelta storica degli Stati Uniti, che non avevano mai pensato all'autoproduzione di formaggi sul modello del pecorino romano, cosa che nelle attuali condizioni potrebbe verificarsi prima di quanto si possa immaginare. D'altro canto anche l'agricoltura americana è in crisi e cerca nuovi sbocchi e riconversioni possibili. In un interessante volume curato da Andrew Kimbrell, The Fatal Harvest, The Tragedy of Industrial Agriculture, la situazione è ben esemplificata. Col declino dell'agricoltore americano indipendente, trasformato ormai in un impiegato delle grandi corporation fornitrici di beni strumentali e padroni della distribuzione, finisce silenziosamente un pezzo di storia degli Stati Uniti e soprattutto viene meno un pilastro della democrazia americana. Il carattere intimamente monopolistico, negli ultimi tempi si è aggiunta anche la proprietà dei brevetti delle sementi, a cui tende l'agricoltura dei paesi industriali più avanzati, mostra con anticipo i rischi politici che ci attendono nel prossimo avvenire. Certo, oggi occorrono misure emergenziali, ma queste non possono più essere le sole. Non possono oggi esserci interventi straordinari che non si accompagnino ad una riforma organica e strutturale del sistema, che abbia come pilastri la diversificazione e la caratterizzazione del prodotto, la qualità di nicchia piuttosto che l'industrializzazione esasperata dei processi produttivi. Allevatori, produttori e commercializzatori del prodotto finale devono tutti compartecipare agli utili della filiera, trovando un nuovo punto di equilibrio tra le diverse ipostasi della stessa filiera. E qui il ruolo della Regione non può che essere di mediatore all'interno di questi processi. In questo noi crediamo possa risiedere la richiamata rivoluzione espressa con l'accattivante equazione: il formaggio deve stare al latte come la benzina al petrolio, diceva qualcuno stamattina. Invero, purtroppo, al di là del fascino immediato della metafora, dovremmo poi registrare che ben altre sono le dinamiche petrolifere mondiali. Noi riteniamo che comunque solo la diversificazione e la valorizzazione della qualità di nicchia, con controlli attenti su tutti i passaggi della filiera, possa rappresentare la via maestra sulla quale anche la Regione potrà fare la sua parte, soprattutto per favorire la commercializzazione su nuovi e più ampi mercati, dalla continuità territoriale merci alla promozione. E fornisce materia di riflessione un curioso fenomeno in atto in vari angoli del mondo della cosiddetta urban agriculture, l'agricoltura urbana. Da Calcutta a Berlino, nelle periferie delle città, anche nelle aree industriali dismesse, vanno sorgendo per iniziativa spontanea dei piccoli orti che sono in grado di rifornire i consumatori cittadini con prodotti freschi, naturali, dotati di caratteri organolettici ormai introvabili negli articoli dei supermercati. La qualità, a lungo repressa, rinasce incontenibile dove meno c'è da aspettarsi. Gli orti che per secoli hanno circondato le mura cittadine riprendono vecchi spazi, ora che è ormai tramontata l'epoca dell'industrializzazione storica. Certo, mi si dirà, è un fenomeno di nicchia, come si dice nel gergo economico, benché tutto questo in Brasile, ad esempio, appaia svolgere una funzione alimentare importante per milioni di persone. Ma le trasformazioni culturali mostrano la loro forza e profondità quando si manifestano anche nelle piccole cose. E ripartendo dalle piccole cose della piccola Sardegna potremo ridare una prospettiva e una speranza al settore. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Francesca Barrato.